Con questo meraviglioso e stupefacente scenario, noi siamo orgogliosi di dire che oggi monta in gondola con noi niente po' di meno che Joele Dix. Buonasera. Ciao. Joele. Ciao Joele. Ciao. Grazie Joele, grazie per aver accettato il nostro invito a questo programma, che è anche una sfida, per questa città che sta cercando di ripartire. Sì. Quindi Joele, benvenuto a bordo del nostro salotto galleggiante. Dove sei di bello? Sono a Udine, ho ricominciato a fare spettacoli da poco. Ho una tournée non male in tutta la zona Friuli, Venezia Giulia. E sono felice di stare con voi sulla laguna. Portatemi a vedere posti belli. Certamente. Mi fido di voi perché siete persone affidabili. Senti Joele, noi ti abbiamo presentato come attore, scrittore, regista, comico, interista anche. Joele, però quella è la cosa più importante. Tu come ti definiresti, dai, se dovessi presentarti tu? Ma io non lo so, sono un attore, sicuramente la parola attore è quella più giusta. Fin da ragazzo, quando volevo fare colpo, dicevo sono un attore, poi tutti dicevano come? Bello, esatto, e per vivere cosa fai? Il grosso pubblico ti conosce e si è affezionato anche a dei personaggi che tu hai interpretato in TV, no? E che hanno reso felici tantissimo. Tu hai fatto l'automobilista incazzato. Ecco, allora, secondo te, come sarebbe il gondoliere incazzato? Oppure l'automobilista incazzato qui in gondola a Venezia? Allora, intanto un personaggio che a Venezia proprio non poteva neanche... per il mio personaggio Venezia è un incubo, perché è un posto dove non puoi nemmeno entrare con la macchina, cioè è un posto impossibile, è un posto assurdo. Senti, ma tutte le volte che sei venuto a Venezia avrai un ricordo, dai, particolare, che ti sei divertito la volta di più in assoluto? Qualcosa che si possa raccontare, Intanto teatralmente parlando, recitare al Goldoni è una esperienza meravigliosa. Ho avuto il privilegio anche di recitare una volta alla Fenice. Ho anche dei ricordi belli, molti di Burano. Burano è delle isolette quella che io amo di più. Ma vabbè, noi siamo di Murano. Voi siete di Murano. Voi siete di Murano. Quindi scusate, tu sai che questo è un affronto che pagherai caro. Io volevo dire proprio il contrario, volevo dire che mi piace molto Murano. Lo so. C'è stato un errore di... Joele, guardami, ho perso uno dei due auricolari. Senti Joele, questa la verità, è la barchetta dei sogni. La richiama la barchetta dei sogni. Quindi c'è un progetto che tieni nel cassetto e che non vedi l'ora di poter realizzare appena sarà possibile? Sto scrivendo, c'ho ancora in testa un po', però ha cominciato a scendere sulla penna qualche riga, un progetto per il teatro nuovo, in cui dovrei avere un ruolo sempre in scena, naturalmente, però non è una cosa poi così irrealizzabile, però ci devo lavorare ancora un po'. E allora diciamo che questo è il sogno di Joele. E noi, come in una sorta di sposalizio col mare, come faceva il Doge nel giorno dell'assenza, lo affidiamo al mare, il sogno di Joele, affinché si realizzi. Vediamo. Rimane a galla, guarda che rimane a galla. Speriamo. Rimane a galla, è rimasta a galla. Com'è il tuo ritmo della giornata di vita, Joele? E soprattutto come concili i tuoi impegni con il ritmo e la puntualità, ecco? È un disastro, semplicemente un disastro, perché sono sempre stato purtroppo un po' ritardatario, quindi sono sempre un po' in rincorsa. Il problema è che
io mi avvio Fai troppe lentamente, quindi ci metto un po' e quindi accumulo ritardo già in partenza, così, perché non giro. Arrivo verso la fine e quindi verso sera sono proprio quasi giusto, ed è il momento in cui però sono anche stanchissimo e quindi ho voglia di dormire. Quindi vado molto velocemente a dormire, questa è l'unica cosa che faccio con grande rapidità. Allora, prima di salutarci, siccome ci conosciamo, sei più veneziano di noi, vogliamo salutarci proprio come ci salutiamo qui tra amici a Venezia. Quindi adesso noi diremo ciao Gioele e tu ci risponderai ciao Fioi. Ok, siamo pronti? Bene, allora noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Ciao Gioele! Ciao Gioele! Ciao Fioi! Ciao Fioi! ciao Gioele! Ciao, grazie Gioele! È stato un piacere! Siete bellissimi! Grazie. Davvero? Ecco! Seguite, amici all'ascolto, seguite sempre Gioele Dix, un uomo, un mito. Grazie ciao, Gioele, ti aspettiamo a Venezia. Ciao! E mentre stiamo per arrivare al ponte dell'Accademia, noi ringraziamo il nostro gondoliere Riccardo. Grazie Riccardo! E vi diamo appuntamento alla prossima puntata per scoprire insieme qui da Venezia chi monta in gondola. Ciao! Ciao!